Sì, era un passaggio determinante quello dell'approvazione del progetto definitivo da parte del commissario straordinario Vernizzi. Questo è arrivato, adesso si parte chiaramente con le procedure iniziali che sono quelle della bonifica bellica, quella della valutazione dei sottoservizi, quella importantissima poi degli espropri. Su questo chiaramente ci vuole un'ampia disponibilità e cercare una condivisione con tutti i proprietari per riuscire a trovare poi degli accordi bonari e permettere chiaramente di definire in tempi rapidi anche queste soluzioni. Come tempi è chiaro che adesso, visto che il CIPE aveva approvato il progetto nel 2006 e successivamente per i ricorsi che tutti quanti sappiamo al TAR i tempi si sono dilatati, quindi si sono persi 4 anni, chiaramente adesso c'è la volontà di accelerare il più possibile, quindi nel giro di pochi mesi c'è la volontà insomma, di cantierare appunto i lavori, quindi vuol dire che con l'inizio del 2011 si possono chiaramente partire con i lavori. Ovviamente sono degli interventi che non prevedono degli stralci funzionali, ma si prevede che nel giro di 6 anni di completare completamente l'opera e quindi di avere l'arteria, questi 94 km completamente funzionale.